Buongiorno, allora, vi presentiamo una macchina nuova che serve per pulire il vapore. Questa è una macchina che è costruita in una villa sola a Venezia, nella di Scorsese, e il numero di questa macchina è nata da Poni. Questa azienda è costruita e è Novaltech, è un'azienda che esiste da 20 anni. Praticamente questa macchina serve a pulire il vapore a 160 gradi. Dunque, è costituita da tre parti. La prima parte è la caldaia in acciaio inox, questa è la parte bassa. È una caldaia che tiene una resistenza esterna, è importante a lunare, ha questa resistenza esterna, serve di praticamente a usare acqua normale del rubinetto, se no si incrosta, normalmente si sta dentro della caldaia, si usa di incrostare, invece essendo esterna non va problema di incrostazione, quindi potete usare l'acqua normale del rubinetto, importantissimo. E praticamente questa caldaia di 3 litri eroga vapore a 160 gradi per un'ora. Tu potete travallare tranquillamente la superficie se pulire per un'ora senza ti preoccupare di altro. In pratica la caldaia tiene 15 anni di garanzia, aumenta garanzia praticamente di questo tipo di pizzo. La parte centrale è costituita da un contenitore di 9 litri, qui sta 9 litri di liquido, no? È tutto in Teflon, materiale indistruttibile, e poi il è tutto solido su liquido. Questo è non solo un aspirapolvere ma un aspiraliquidi. Se si vuole utilizzare come aspirapolvere, solo come aspirapolvere si deve utilizzare questo filtro. Praticamente questo filtro serve per proteggere sul motore. Sul motore questa parte alta della macchina è costituito da un aspiratore abbastanza potente, è costituito da 3 turbine di 1000 watt e sono autoraffreddati, cioè vuole andare tiene una vantola di raffreddamento, potete stravallare 24 ore su 24 senza interruzione e non riscalda, non si aiuta mai questa. Poi all'interno praticamente preso il liquido, no? All'interno la bobina tenere, questa aspirazione tenere un filtro, praticamente gli permette di non raggiunge sul 9 litri, questo galleggiante tappa sul motore e quindi non aspira più, quindi lo protegge da cada materiale che potrebbe avere dentro. Praticamente noi se si vogliamo su questo tipo di macchinario è riferito a tutte le aziende che tengono a ideare il suo piano di autocontrollo HACCP. Quindi in pratica questo serve per disinfettare il piano del traballo, il pavimento, le pareti, tutto questo noi poggiamo le cose e travallamos e prepariamo i prodotti per cada tipo, ripeto, macelleria, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, veterinari dove fanno le operazioni e le animali, insomma. Questo quando il vapore arriva alla superficie lo disinfetta, da 60 gradi e non va praticamente quindi tutto sul batterio. Questa macchina in pratica lui, si pone sabba e si spia verde, vuole andare la temperatura che è raggiunta. Poi invece inversamente si spia rubia, indica la barometria plus, quindi bisogna aprire in balza e sfiattare, no? Il tappo di sicurezza, praticamente si sfiatta esce sul vapore e poi possiamo rabboccare torna sabba. Se la poniamo a niente, poniamo per sparo tempo, insomma, alla frenata. Allora, cosa vuol dire? Come funziona questa macchina? In pratica questa macchina tiene questa sprolunga si serve per non piegare le schiene in pratica, per travallare meglio, no? Questa si inserisce in questa specie di pistola di un'impugnatura e non va sul controllo del vapore e dell'aspirazione. Praticamente tiene questa schiusura del diretta, no? In pratica questa macchina la potete utilizzare cada dia per la pulizia, cioè potete utilizzare sia per la pulizia del fondo di una pulizia per la curasa, cioè possiamo usare un esempio, per pulire la fuga, per pulire la fuga, per esempio, la fuga torna praticamente un mentore di prima, un mentore inizialmente, cioè il colore di prima, no? Utilizzo un granito, come va dentro. Il granito è normale, ora di sopra diventa da così scuro, no? Ecco. Oppure, insomma, su angolino è normale che
se spulizia se non è, tu praticamente usi si sopra si tratto cada dia. Spulizia classica no. Sopra, cioè mundasa che collis tutto, ma non che collis tutto a riosa roba intera. Poi ora si strazzo te aria. E tu torna a fissare i fugas, praticamente slido che sono sa ora praticamente si accumula durante tutto lo anno. Allora, come di sopra funziona così, aspirapolvere e stoppa, quindi come dare? Sapurasa e poi asciuttasa anche il suggestivo. Quindi sopra, per saponare, cioè mudare, asciuttare e saponare e asciuttare in pratica. E vedi usa qui, aspirapolvere, prima aspiriamo giù. Ok, dobbiamo aspirare e poi dobbiamo saponare. Dobbiamo saponare sul vapore normale, vedi? Ok, dobbiamo saponare, disinfettare, ok, e non asciuttiamo per entrare. Si può usare un multisoppa o vediamo su muscoli praticamente questo tratto questo è un quanto di granito non bugiardao fiammao praticamente no che si ola insomma si attacca questa roba ovviamente però lo pulire diamo un paese biancato mentre si vede e lo asciuttiamo ok vediamo la superficie questo è l'acciaio poi devo pulire in questo modo e poi asciuttarlo e notiamo che qui sta asciutto per l'asciuttamento possiamo utilizzare questo tergivetro praticamente questa parte no? E poi devo asciuttare una adesso disinfetta per esempio in una pizzeria si sgrassa prima si sgrassa praticamente si chiama il suo grasso dal vetrina e dal acciaio e poi veramente poi vediamo trasparente perfetto in un orfo solo. Questa è la praticità di questa macchina, cioè riuscire a fare in un passaggio solo, e noi siamo normalmente in 3 passaggi, cioè dobbiamo insaponare, ok? Dobbiamo risciacquare e poi asciuttare. Ovviamente non possiamo asciuttare bene, non asciuttare, aspirare lo possiamo. Comunque un'altra cosa, il voglio avere, quindi superficie d'acciaio, marmo, granito, tutte le superfici noi si travagliamo, poi dobbiamo sanificare, ok? Quindi evitiamo di usare detersivo no? E risparmiamo sul tempo. Come possiamo avere la potenza di questa macchina aspirando sul liquido. Questa macchina può aspirare praticamente 200 litri di acqua a sole. Come possiamo avere la potenza di questa aspiratore? Vai. Un attimo resistili, ecco qua potete vedere mentre si pulino sul lavandino da questa incrostazione da tutta questa roba si chiude dentro sul lavandino in un'utilità, in un'attività commerciale normale noi saponiamo questa cosa arriva che chiude dentro e poi si crea questa melma in pratica in casa sul lavandino quindi però lo stappare di a perdere da sutta e alzare tutto o in acido oppure se sabbia su te sabbia invece noi abbiamo questa cosa in questo aggeggio praticamente in questo accessorio noi andiamo a posizionare sopra su tappe sul lavandino si scorre sul lavandino tappiamo su eventuale se buco troppo pieno bisogni ok e poi il suo vapore fondo di sparare il suo vapore andiamo a mandare vapore a pressione, ok? No. Mandiamo il vapore a pressione e ti succede. Questo vapore salva tutto quello che va dentro del lavandino. Quindi
praticamente cada tappo di isso può trattare, disarma. Ok, disarma e poi non dobbiamo usare la fermina aspirare. Oppure possiamo usare scorrere, non fa reama a niente, affinché tutto cambio si cambia e si scarica. Come usare questo, per esempio. Abbiamo stappato un lavandino. L'ultimo cosa erbiere è su questo accessorio serve per pulire praticamente sul sito della macchina. Cioè la macchina si può pulire, aspirare tutto in questo e poi usare il vapore praticamente super sostenibile e poi aspirare. Contemporaneamente. È asciutta contemporaneamente tutto. Lo disinfetta e questa stessa macchina in tutti i suoi accessori. È una macchina mega buona, nel senso è costruita poi in materiale indistruttibile, è tutto in ABS e è una macchina che noi commercializziamo e ho commercializzato personalmente da Mamoia da mi sposto in tutta la provincia di Nuoro e hanno a visitare tutte queste attività. E un auguro di servire questa dimostrazione e sia da gradare la macchina e comunque in ogni caso si volesse potete telefonare a un numero che poi potremo subire il bizzarro persone per Bologna 347 97 66 450 e un Milano Gianfranco. Adios.